Pronti? 1, 2, 3. Valido il secondo tentativo, almeno così sembra, con Can't Buy Me Love che va davanti nei confronti di Cometa LL, poi Carlotta Bru, quindi Ciliberti e Carosio Light che lottano con Ciliberti Numero all'interno e 5, Carosio Trames De Light Greppi, all'esterno. squalificato. Primi 200 metri in 15,5 con cui Can't Buy Me Love ha preso la testa della corsa e si è staccata in avanti nei confronti di Cometa LL, quindi Carlotta Bru, Ciliberti e Carosio Light che progrediscono in coppia. Adesso però la posizione esterna di Carosio Light è più valida perché c'è da scavalcare Carlotta Bru che crea ovviamente intralcio a Ciliberti che deve retrocedere dietro a Carosio. Nel frattempo la leader ha fatto 31,1 i primi 4 e 47,3 i primi 6. Can't Buy Me Love in vantaggio nei confronti di Cometa LL, Carlotta Bru, Carosio Light all'esterno e Ciliberti alla retroguardia quando si completa il primo giro di corsa in 1, 2 e 7 e il gruppo ora è compatto. Can't Buy Me Love all'avanguardia, Cometa LL in seconda posizione, Carosio Light che secondo caratteristiche agisce allo scoperto e raggiunge ora la battistrada. In quarta posizione c'è sempre Carlotta Bru, alla retroguardia Ciliberti che sembra accusare anche un pochettino per il momento, perde qualche lunghezza dal gruppo. Can't Buy Me Love in evidenza, ha fatto 18,1 il primo chilometro, sveltisce ora la cadenza con una frazione in 14,5 davanti alle tribune. Can't Buy Me Love in vantaggio, all'esterno Carosio Light, Cometa LL lungo la corda. Poi Ciliberti che cerca di scavalcare Carlotta Bru, ma per il momento non si mette ancora veramente in moto. 14,8 per la curva di destra, Can't Buy Me Love in vantaggio, Carosio Light al suo esterno, poi Cometa LL. Ciliberti che cerca di prendere la pedalata almeno per riagganciare il treno di testa che completa il primo miglio in 2,2 con Can't Buy Me Love in vantaggio nei confronti di Carosio Light che si impegna dall'inizio all'esterno, poi Cometa LL deve trovare qualcos'altro Carosio Light nel serbatoio per andare a prendere Can't Buy Me Love che ha ancora una da gestire a 200 dal palo, 14,9 la piegata conclusiva, Can't Buy Me Love in vantaggio nei confronti di Carosio Light, Can't Buy Me Love che tende a staccare nei confronti di Carosio, Can't Buy Me Love che vince in percorso di testa nei confronti di Carosio Light, al terzo Cometa LL. Can't Buy Me Love, Alessandro Muretti, Mattia Ricci, Nicolò Iovinella, la scuderia Limitless alla proprietà della figlia di Muscle Massive che completa il percorso d'avanguardia respingendo lo specialista Carosio Light tutta strada venendo a vincere nettamente nel finale. Successo facile di Can't Buy Me Love, Alessandro Muretti alla guida. In perfetta interpretazione di testa rivediamo nelle immagini il successo del numero 3 di Can't Buy Me Love.